In Polonia la decisione della Corte Costituzionale e del governo di proibire praticamente qualunque eccezione per poter abortire ha scatenato la protesta delle donne. In Bielorussia, nelle manifestazioni contro l'autocratico presidente Lukashenko, si sta formando una nuova coscienza nazionale. Un gruppo di intellettuali italiani propone un appello per fermare la guerra nel Nagorno-Karabakh. Tra i primi firmatari anche la scrittrice Antonia Arslan. Il governo slovacco, per favorire i pagamenti legali e arginare il nero, ha lanciato una lotteria con i numeri stampati su ogni scontrino fiscale rilasciato ai consumatori. Mussolini voleva spezzare le reni alla Grecia, ma l'avventura nazionalista si trasformò in tragedia, il racconto di come la Puglia divenne la retrovia della guerra nei Balcani. In una Polonia profondamente scossa dalla pandemia, il tema dell'aborto è tornato all'improvviso al centro del dibattito pubblico. Manifestazioni estese e continuative, strade e piazze piene di uomini, soprattutto di donne, anche davanti alle chiese, per protestare contro la decisione della Corte Costituzionale di irrigidire ulteriormente una delle leggi sull'aborto già più restrittive d'Europa. I giudici hanno stabilito che interrompere una gravidanza per una malformazione del feto è contrario al principio di dignità della vita enunciato in Costituzione. Rimane possibile abortire solo per stupro, incesto e rischio per la salute della donna. Di fatto si tratta di un'abolizione pressoché totale del diritto d'aborto, dal momento che solo 24 delle 1100 interruzioni di gravidanza l'anno scorso erano state autorizzate per ragioni diverse dalla malformazione fetale. Numeri comunque così piccoli che, secondo gli attivisti pro aborto, nascondono di fatto tutte le reali difficoltà nel terminare una gravidanza. Sono cresciuta in una famiglia cattolica, sono stata battezzata, poi comunione e cresima. Voglio bene a mia madre, che è una fedele e va in chiesa, ma non ha paura della sua fede, di sostenere, come me, quelle donne che vogliono vivere e avere il diritto di scelta. La Corte è riuscita in quello che nemmeno il Parlamento era mai arrivato a fare, nonostante la maggioranza conservatrice. La questione rimanda a ciò che per i critici è un grave problema della Polonia, la mancanza di indipendenza dei giudici, in particolare nel Tribunale Costituzionale, accusato di essere troppo legato al partito di governo dal 2015, Diritto e Giustizia, guidato da Jarosław Kaczyński. Sia lui sia il presidente Andrzej Duda si erano espressi a favore di una stretta. Duro il sindaco di Varsavia, Rafał Trzaskowski, uno dei leader dell'opposizione, che ha accusato il governo di voler così coprire i propri errori nella lotta alla pandemia. Forti i modi e i toni della mobilitazione, fino a essere illegali. A Poznan i manifestanti sono arrivati a interrompere una messa come segno di rabbia contro le gerarchie cattoliche e la loro influenza nella vita pubblica. La Chiesa non fa le leggi in questo paese, ma non possiamo smettere di difendere la vita, ha dichiarato il capo della conferenza episcopale Stanisław Gondecki. Una posizione condivisa dagli antiabortisti che hanno accolto con entusiasmo la notizia all'esterno del tribunale. Oggi la Polonia è un esempio per l'Europa, un esempio per il mondo. Signore e signori, non siamo fermi sulla necessità storica che impone di andare a sinistra e di incrementare gradualmente il diritto di uccidere. Difendere la vita è possibile. A Cracovia le donne hanno appeso su un filo tra gli alberi in timo nero, il colore è diventato simbolo della protesta. Un paese spaccato in due, la Polonia, dove l'anima conservatrice e religiosa è rappresentata in particolare nel sud-est e nei comuni più piccoli, a fronte di una parte urbana e più occidentale che si riconosce nei valori della laicità. Ma secondo un sondaggio realizzato lo scorso anno dopo le elezioni politiche, solo il 15% della popolazione avrebbe gradito un irrigidimento della legge sull'aborto. или пикетирования их организаторов и представителей общественности, выполняющих обязанности по охране общественного порядка.
Da agosto ogni domenica migliaia di bielorussi marciano nelle strade di Minsk contro il presidente Lukashenko, manifestazioni che si ripetono da quando l'autoritario presidente con imbrogli e falsificazioni si è attribuito la vittoria alle presidenziali. Le opposizioni non demordono e ora minacciano uno sciopero generale, una crisi osservata con attenzione da Vladimir Putin. Il Cremlino ha paura che a Minsk si ripeta uno scenario ucraino, ma l'opposizione non è antirussa. La premier Nobel Svetlana Alexievich, ai microfoni della collega Lucia Sgueglia, ha affermato che questo atteggiamento è frutto della particolare storia bielorussa. Siamo un piccolo paese che sopravvive tra grandi paesi. Gli ucraini, ad esempio, da sempre vogliono entrare nell'Unione Europea. Invece nelle piazze di Minsk e nelle altre città bielorusse i manifestanti di oggi non sventolano bandiere dell'Europa perché vogliono un loro Stato e forse è proprio questo il loro sogno, vogliono vivere indipendenti nel proprio paese. L'identità culturale bielorussa si è formata stretta nella morsa del nazionalismo russo a est e quello polacco a ovest. Maria Grazia Bartolini, slavista, spiega come il sentimento nazionale bielorusso si sta trasformando anche nella contingenza politica di questi giorni. Si tratta di un'identità civica, quindi non necessariamente legata a questioni di carattere linguistico, confessionale oppure etnico, e non a caso ci sono studiosi che hanno definito la Bielorussia post-sovietica come una terra di paradossi etnolinguistici. Pensiamo alla stessa premio Nobel Svetlana Alexievich, che nasce in Ucraina, la madre ucraina, padre bielorusso, e scrive in russo. Ora, all'interno della stessa Bielorussia ci sono modi diversi di leggere e interpretare questa identità, ma un'identità, anche se in fase di costruzione, certamente esiste un'identità nazionale, e le proteste di questi ultimi mesi sono una parte di questo processo più ampio di reinvenzione di un senso nazionale. Nelle manifestazioni a Minsk, a differenza di quello che è successo durante il Maidan ucraino, non si vedono bandiere dell'Unione Europea e i manifestanti non sembrano ostili alla Russia. Queste proteste non hanno una chiara dimensione geopolitica perché nascono essenzialmente da questioni di politica interna, quindi una certa stanchezza di fronte al regime autoritario di Lukashenko, a 26 anni di regime autoritario di Lukashenko. Le elite bielorusse, anche quelle che oggi sono all'opposizione, non hanno sentimenti antirussi e non sono antirusse, e non ci sono diffusi tra la popolazione in maniera capillare sentimenti antirussi. E questo è dovuto a vari fattori. Innanzitutto alla presenza di forti legami economici e culturali con Mosca, ad una lunga storia di coesistenza all'interno della stessa entità politico-amministrativa, e non ultimo aggiungerei l'assenza di quelli che potremmo definire dei miti fondativi, come ad esempio le rivolte cosacche per l'Ucraina, a cui rifarsi un funzionante russo. La polizia di Lukashenko ha arrestato e malmenato migliaia di attivisti dell'opposizione. Tra gli arrestati c'è anche il poeta Dmitry Strochev. Nell'Europa dell'Est, come nel resto del continente, il coronavirus si sta diffondendo con una progressione esponenziale. Tragica la situazione in Russia, dove ogni giorno si registrano più di 15.000 nuovi casi. Dall'inizio della pandemia i morti sono stati circa 28.000. Negli altri paesi dell'Europa orientale la crescita di nuovi contagi nell'ultima settimana è stata superiore al 45%. I morti per Covid sono aumentati del 38%. La situazione è più grave in Repubblica Ceca, dove i nuovi decessi hanno raggiunto l'indice di 67 casi per milione di abitanti. Il numero dei contagi è salito drasticamente anche nelle a noi vicine Slovenia e Croazia. In Austria il governo starebbe studiando delle misure di confinamento sanitario a livello regionale. In Slovacchia invece, dove i contagi sembrano essere più limitati, le autorità sanitarie hanno concluso la prima fase dell'operazione in cui a tutta la popolazione adulta sarà fatto un tampone.
Nella notte fra il 23 e il 24 aprile 1915 il governo dei giovani turchi, che regge l'impero ottomano, ordina l'arresto a Costantinopoli di centinaia di intellettuali armeni. È l'inizio del genocidio, per gli armeni il Metz-Yegern, il grande male, massacri e deportazioni condotte nelle marce della morte attraverso l'Anatolia fino al deserto siriano. 1.500.000 le vittime secondo gli storici, ma il riconoscimento di quel genocidio è ancora materia politicamente incandescente. Per il governo turco non è mai avvenuto e solo una parte della comunità internazionale lo riconosce. In Italia la persona che ha fatto conoscere al grande pubblico quella tragedia è Antonia Arslan, scrittrice padovana di origine armena. Dal suo bestseller La masseria delle allodole, oltre 1 milione di copie vendute, i fratelli Taviani hanno tratto l'omonimo film nel 2007, il racconto del genocidio attraverso il racconto della storia di una famiglia armena di Turchia. Oggi la comunità armena in Italia segue con grande preoccupazione un altro conflitto, la guerra in Caucaso. In Nagorno-Karabakh gli armeni vivono sotto i bombardamenti delle forze azere sostenute dalla Turchia, che cercano di riconquistare la regione separatista. Antonia Arslan è prima firmataria di un appello per la pace in Caucaso. La sua paura è che la storia si possa ripetere. Se la linea del fronte del Nagorno-Karabakh viene sfondata dall'esercito azero con l'aiuto purtroppo di tutti gli armamenti forniti dalla Turchia, io penso che purtroppo questo potrebbe verificarsi di nuovo. Ci sono anche le dichiarazioni esplicite fatte da esponenti del governo turco. E quando si dice finiremo il lavoro, purtroppo credo che chiunque sente un brivido nella schiena. Dal 27 settembre a Stepanakert, la capitale dell'autoproclamata Repubblica, i civili vivono nei rifugi. Sotto le bombe ci sono scuole e edifici pubblici, a Sushi persino la cattedrale, isolata sulla sommità di una collina, non un obiettivo militare, ma colpita in quanto simbolo della presenza armena. La mediazione russa è riuscita a ottenere una fragile tregua, subito violata, secondo le denunce, da entrambe le parti. Un secondo cessate il fuoco è durato solo poche ore. L'appello di Antonia Arslan è rivolto anche al governo italiano. Dare un avvertimento, come la buona diplomazia ha sempre fatto. Avvertimenti che sono parole sì, ma a volte sono parole pesanti. Un avvertimento serio, da diplomatici seri, al governo di Turchia, io penso che possa essere utile dire signori, fermatevi, evitare di tacere, perché tacere completamente o il silenzio dell'Unione Europea purtroppo è un silenzio assordante. Ci sono 50 milioni all'anno per una lotteria con estrazioni periodiche. Creeremo un meccanismo in cui ci sarà solo da guadagnare con tantissimi incentivi. Una operazione, come amano dire i tecnici, win-win, tutti vincono, nessuno perde se non gli evasori. Ecco come il premier Giuseppe Conte presentava a fine settembre la lotteria degli scontrini, pronta a partire dal 1 gennaio. Premi da 30.000 a 5 milioni di euro, più sostanziosi se si usano carte di credito e mezzi tracciabili, con estrazioni anche per i negozianti. Lo scopo è chiaro: spingere tutti a fare lo scontrino e quindi alla fine della fiera a pagare le tasse. Ma funzionerà? Per capirlo andiamo in Slovacchia, dove la lotteria esiste dal 2013. Lotteria degli scontrini? Di solito compro i gratta e vinci alla posta, gratti e sai subito se hai vinto, ma non so cosa sia la lotteria degli scontrini, mai sentita. Forse è una cosa dei giovani. Me ne ero completamente dimenticato, non mi ricordavo più neanche che esistesse. Andrebbe promossa meglio. La conosco, ma non parteciperei mai a nulla di simile perché sono contro qualsiasi tipo di gioco d'azzardo. Mi sembra un'ulteriore occasione per raccogliere dati personali. Tengo la mia privacy anche quando faccio la spesa. È una truffa. Non conosco nessuno che abbia vinto qualcosa con questa lotteria, per questo penso che non funzioni. È una truffa. Sì, la conosco, ma non ho mai partecipato. Non mi va di perdere tempo inserendo le informazioni nel sistema.
Il meccanismo in effetti sembra abbastanza farraginoso. Bisogna registrarsi su un sito e poi inserire per ogni singola ricevuta un codice di 17 cifre insieme a data e ora esatta dell'acquisto. In Italia invece dovremmo dare ogni volta al negoziante il nostro codice personale. In Slovacchia dalle 60 milioni di ricevute del primo anno si è passati alle 35 di oggi, anche perché le possibilità di vincita sono scarse e i premi da soli 100 euro con estrazioni speciali di 10.000. Così il governo sta correndo ai ripari. Vogliamo passare dal vecchio sistema a una nuova tecnologia per cui chiunque potrà scannerizzare con il cellulare un QR code presente sulla ricevuta e partecipare così alla lotteria. Il Ministero però non ha dati sui risultati dell'operazione. Dalla Tipos, la controllata pubblica che gestisce il sistema e che negli ultimi tempi è stato oggetto di più di un'inchiesta, si limitano a far sapere di aver sostenuto costi per 830.000 euro nell'ultimo anno. Insomma, spiega un economista, non è detto che il meccanismo funzioni. But of course, each such event has some costs and has some benefits. Ogni cosa ha costi e benefici, bisogna pagare il software e chi ci lavora. Certo, probabilmente l'evasione è un po' diminuita, direi che forse lo Stato riesce a chiudere in pari. Ma quindi consiglia di seguire la stessa strada? You have country like Sweden or Finland where the tax Dipende, in Svezia o Finlandia, dove l'evasione è molto bassa, non avrebbe senso organizzare una lotteria. In altri paesi come la Spagna o l'Italia c'è maggiore possibilità di recuperare gettito. Potete sempre provare, almeno la gente si divertirà e poi si vedrà. At least it will be fun for the population. And then you will see. Velocità propria a 30 miglia. Pronto? Pronto? È La nave bianca, film realizzato da un Roberto Rossellini appena 35enne, a raccontare l'offensiva italiana di cui è rimasta nella memoria quel famoso "Spezzeremo le reni alla Grecia". Un film di propaganda realizzato con il contributo dell'Istituto Luce, con scene girate dal vivo sulle navi della Marina italiana a difendersi dal fuoco nemico in pieno Mediterraneo. Sullo sfondo la storia di Augusto ed Elena, lui fuochista ferito durante un attacco, lei madrina di guerra ed infermiera volontaria. Dopo un lungo scambio epistolare, il caso li farà incontrare su una nave ospedale. Finalmente daranno seguito al mai avvenuto incontro alla stazione di Taranto. Perché è proprio da Taranto, come da Bari e Brindisi, che il 28 ottobre del 1940 partono le corazzate alla volta della Grecia. L'attacco sferrato da Mussolini aveva lo scopo di aumentare il prestigio internazionale dell'Italia e mostrare al mondo le capacità militari al pari della Germania. I soldati italiani in Grecia si trovarono di fronte a un paese senza strade e in situazioni gravissime, fondarono nel fango con condizioni atmosferiche tra fine ottobre e gli inizi del novembre estremamente negative e sul fronte interno iniziarono le restrizioni alimentari, ma soprattutto l'oscuramento. Ci fu un'emergenza senza precedenti che per mesi e per anni caratterizzò l'intero paese, ma soprattutto le città pugliesi sul fronte adriatico. Sarà l'inizio della fine, il fascismo entra in crisi di consenso sul piano interno ed internazionale. La vicenda greca avrà tutt'altro finale da quello presagito da Mussolini, la cui intenzione era di occupare la costa meridionale di Albania ed Epiro e le isole Ioniche. Ma l'operazione bellica, dopo poche settimane, si rivelò un completo fallimento per l'improvvisazione e l'impreparazione dell'esercito italiano. La Puglia, base logistica dell'attacco al dittatore Metakas, accusato dal duce di essere schierato con l'Inghilterra. La regione, base logistica dell'offensiva militare, diventò un enorme campo strategico. A Bari, Brindisi e Taranto nell'estate del 1940 furono requisiti centinaia di edifici pubblici, scuole che diventarono caserme che divennero ospedali. Bari, Brindisi, Taranto
si riempirono di navi di ogni tipo per il trasporto di uomini, mezzi, materiale sanitario, derrate alimentari. Ma immediatamente le città di Brindisi e Taranto furono colpiti dalla reazione inglese e dai bombardamenti, e le navi più importanti della Marina Militare Italiana l'11 e il 12 novembre furono affondate nel porto di Taranto.